Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda questo spazio informativo di friulitv.net, aggiornamenti di cronaca come sempre dal Friuli Venezia Giulia. Fonti del Ministero ci hanno anticipato che oggi pomeriggio nella riunione del CIPE dovrebbe essere approvato il finanziamento di ulteriori 40 milioni di euro per il nodo ferroviario di Udine. È una quota che si aggiunge ai 50 milioni già stanziati per i lavori già avviati di ammodernamento tecnologico e che ci stanno assicurando che la copertura dei restanti 110 verrà garantita più avanti. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti al fine dell'audizione in quarta commissione consigliare dei referenti di Rete Ferroviaria Italiana in merito ai principali quesiti che riguardano l'efficientamento e la velocizzazione delle linee ferroviarie regionali, alle questioni aperte sullo stato della rimozione dei passaggi a livello, delle stazioni e sullo stato di avanzamento dei principali progetti. Un attimo di pazienza, eccoci qua. Parte la progettazione per i lavori di connessione in banda larga di 13 scuole di Cividale del Friuli. L'affidamento è stato effettuato dalla Regione, spiega il vice sindaco del comune, Roberto Novelli, con delega all'innovazione tecnologica. Ora l'INSIEL ha comunicato al comune di voler realizzare gli interventi di infrastrutturizzazione a banda larga per i plessi scolastici e le sedi pubbliche ancora non raggiunte dalla rete pubblica regionale e di aver già esperito la gara per la progettazione degli interventi. Restiamo in tema con le novità per quanto riguarda Friuli Innovazione. E tutto sta andando avanti. Oggi abbiamo deliberato la nomina presidente di Friuli Innovazione di Dino Ferragotto, un incarico importante che ancora di più suggella il legame forte che c'è tra Friuli Innovazione e il territorio. Nel ringraziare l'ingegner Cozzi per il lavoro che ha svolto, abbiamo augurato davvero al nuovo presidente di continuare sulla strada intrapresa, ovvero di rafforzamento di tutte le politiche, in particolar modo legate allo sviluppo montano di Friuli Innovazione, convinti come sempre, ma ancora di più oggi, che le sfide importanti legate alla programmazione europea 21-27 e al piano nazionale siano una chiave di volta utile a Friuli Innovazione per individuare sempre maggiori e migliori professionalità in ambito territoriale. Andiamo a chiudere con un'altra notizia. In seguito al mandato regionale di attivare percorsi di formazione nell'ambito dei servizi sociosanitari e socioassistenziali, l'azienda sanitaria del Friuli Centrale organizza corsi per operatori sociosanitari da inserire nel sistema di assistenza del Friuli Venezia Giulia. È una figura professionale che svolge attività in ambito sanitario e sociale per soddisfare i bisogni primari della persona e favorirne il benessere e l'autonomia. Può svolgere funzioni di operatore tecnico-assistenziale, di assistenza di base, di ausiliario socio-assistenziale e di assistenza a domicilio. I posti disponibili sono 25. Le domande di iscrizione devono essere inviate entro il 4 marzo prossimo. Il corso è gratuito, si svolgerà da aprile a dicembre 2022 presso la sede di via Chiusaforte 2 a Udine. Prevede una durata di 1000 ore, così suddivise: 534 di teoria, 450 di tirocinio e 16 per l'esame. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.